Buonasera, voglio e Forza Napoli. Allora, facciamoci questa mezz'oretta. Facciamoci questa mezz'oretta di chiacchierata insieme, così almeno spieghiamo un po' la situazione. Spieghiamo un po' la situazione, cosa sta succedendo a questo nostro amore Napoli. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, ciao Maria Grazia, ciao Antonio. Allora, sto qua in sala, sto sul divano e c'ho la TV davanti, così almeno. Raffaele, ciao Raffaele. Il problema è che giochiamo 3 partite ogni 3 giorni. Allora, mo dico la mia, poi dopo passo la parola a Roberto Coppola, ciao. Allora, mo dico la mia. Per me il problema di questo Napoli, attenzione però, non fraintendete, attenzione, non fraintendete. Allora, il problema di questo Napoli è Sarri. Ma vi dico perché. Vi spiego subito il perché. Allora, a prescindere, non fraintendete, ho detto, non incominciate, fatemi finire prima il discorso e poi parlate. Che ho fatto un post su Facebook e quindi ho spiegato tutto, però lo voglio dire a voi. Il problema è Sarri limitato, non Sarri per il bel gioco, perché a Sarri lo stimo e guai chi critica Sarri, guai chi lo critica a Sarri, attenzione. Però Sarri è limitato come era limitato Mister Mazzarri. Vi ricordate con Mister Mazzarri giocavano sempre gli stessi 13-14 massimo giocatori, è quella. Vi ricordate quando andò nell'Inter Mazzarri, sto parlando per farvi capire il paragone. Nell'Inter andò, c'aveva una rosa molto meglio del Napoli e giocavano sempre gli stessi. Che fine ha fatto Mazzarri? È fatta la fine che poi l'hanno esonerato. Ma con questo che voglio dire? Vengo subito al dunque. Sarri è limitato perché questa stanchezza, oggi in Napoli si è visto letteralmente la stanchezza sia fisica e sia la stanchezza mentale, perché parliamoci chiaro, giocano sempre gli stessi. Voi avete capito che noi, se non si faceva male Gulam, cari miei, però gentilmente mettete like tutti, se non si faceva male Gulam, noi a Mario Rui non lo vorremmo, ma vada fatta questa idea. Noi a Mario Rui, se non si faceva male Gulam, stiamo ancora a mo' e Mario Rui aveva 3 minuti, aspettate, facciamo abbassare meglio, così. Allora, aveva 3 minuti, 3 minuti di gioco Mario Rui, quindi non è che mi aspettavo che Mario Rui si faceva male. Io mi sto parlando, gli amministratori che molto non do cesso a chi merita di andare nel cesso. Non è che io personalmente mi sto criticando Sarri, no, però Sarri mi si fissa sempre sugli stessi. Ho un ass mi metto quasi all'urto, ho un ass è un grande giocatore, deve giocare di più, ho un ass, quindi diamo pure riposo a Callejon. Perché non dare pure riposo a Callejon? Ma ditemi una cosa a me, col Benevento, no? Quando abbiamo giocato con Benevento, Mario Rui non poteva essere utilizzato, col Benevento non poteva essere utilizzato, non so se l'ha messo, non mi ricordo, sembra di no. Maksimovic, no. Allora è inutile che andiamo a dire che noi abbiamo una panchina corta. No, non è così.
possiamo dire che non abbiamo la panchina all'altezza della Juve. Questo sì, questa è pienamente ragione, ok? Oppure non abbiamo una panchina all'altezza dei titolari. Beh, se stanno in panchina vuol dire che il titolare è un po' maggiormente migliore di quello che sta in panchina, oppure attualmente sta il più in forma e quindi gioca titolare. Lo sta dicendo uno che a calcio comunque ci gioca ed è la logica è così. Quindi se non mettiamo un Maksimovic che l'abbiamo pagato 22 milioni e non lo sfruttiamo molto spesso per dare riposo agli altri, parliamoci chiaro, Hamsik su 10 partite che se le sta guardando 10 partite, se le sta guardando, teniamo a Rog, perché lo mettiamo una volta ogni tanto a Rog? Per quale motivo? Io non sto criticando Sarri, attenzione, sto dicendo un mio pensiero che per me Sarri sulla gestione dei cambi è limitato, solo questo sto dicendo. Ma per quanto riguarda abbia dato un gioco a questo nostro Napoli, che nemmeno ai tempi di Maradona giocava così questo Napoli, e questo è fuori discussione. Però vi sto dicendo che per i cambi siamo limitati, molti dicono dobbiamo comprare questo che là. Voglio, parliamoci chiaro, noi accattiamo, il presidente accattasse pure. E che si con Sarri, se non guarda Sarri almeno un mese e mezzo a un giocatore, non lo fa tra sì, e che l'ha finito il campionato. È finito il campionato. Avete capito no? Guarda, Milan, Schick, siete da provinciali. Chi stiamo a vincere una partita siete da provinciali. Ma avete capito che domenica esoneranno a Montella. Io speravo che voi vincevate col Sassuolo, perché se no veniva esonerato a Montella. Moro meno lo esonereranno, fidati. Allora, Emanuele, poi Zilischi e Rog, l'ho sempre Zilischi e Rog. Zilischi e come si dice? E Hamsik, non pogno insieme, quando giocano insieme, o centrocampo è una chiave, che vuoi dire? Faceteci cose, io sto dicendo quando stanno insieme Zilischi, non possono giocare insieme. Sempre, quando hanno visto, e a volte mi incazzo, sempre, quando l'abbiamo visto, quando ha venuto un po' che male schiena e reina. Ma veramente stiamo facendo? Ma perché con Benevento non potremmo fare a Sepe? Non potremmo fare bimbo minchia, stiamo parlando di cose serie. Io tanto cesso, non dici di strunzare, stiamo parlando di cose serie. Io tanto cesso, siete venuti a rompere un bip qua. Io tanto cesso, bimbo minchia. Lo dico a tutti quanti, gli amministratori, chi è fuori luogo, stanno dentro cesso. Se no, cancello pure come amministratore, pure a chi l'ho nominato. Quindi fate attenzione, perché stasera non è aria proprio, stasera. Perché sento tante accuse che ancora fetano usati latte e stanno muti, Perché sto parlando di calcio, non sto parlando di scimitaggine, sto parlando di calcio, E quando volimmo ragionare, ma poi quando abbiamo pazziato, cerchiamo di pazziare. Io sto esponendo un problema, non sto criticando Sarri, assolutamente, l'ho evidenziato su questa cosa che Sarri è limitato. Sarri è limitato come era Mazzarri nei cambi, parlo dei cambi, sto parlando solo dei cambi, poi questo è un must, mister Sarri, Why a chi tocca a Mister Sarri? Io parlo dei cambi, quindi è inutile che diciamo, io posso venire pure 44 giocatori, pure 44,
pure 44 giocatori, voglio, Sarri utilizzerà sempre gli stessi, sempre, perché si fida di quelli, però a lungo andare, voglio, si spompano, si fanno male. Poi vogliamo parlare di una cosa, non lo so, ma non lo so se è questa continuità che giocano sempre, però voglio, parliamoci chiaro, fosse la preparazione atletica, voglio, in un anno si sono rotti 3 crociati, non era mai successo con i giocatori del Napoli, mai successo, si hanno rotti 3 crociati, 3. 2 hanno giocatori e 1 a Milik. Voglio mettere che giocano sempre gli stessi, ok, ma si sono rotti sempre gli stessi e sempre incrociati. Ma a volte è pure a volte è pure la preparazione atletica. Quindi, ma però ve l'ho detto, io a Sarri lo critico. Non è un critico, no, ho fatto un'osservazione, non è una critica, ho fatto un'osservazione che per me poi sta, ma stanno parlando di andarsi a prendere a sta chiave inglese che abbiamo comprato dal Chievo e venire a Napoli, ma come noi teniamo a Zapata, ecco, vedete, noi teniamo a Zapata, teniamo e non è mai stato utilizzato, vedete, teniamo a Zapata e Milik, vi voglio far capire pure una cosa su Milik, per come ha ragione Sarri, voglio far capire. Milik dopo l'infortunio, Sarri lo metteva proprio, pure dopo l'anno che è venuto, lo metteva col contagocci, quasi all'ultimo a tutti, nonostante che in Napoli Mertens stava giocando il periodo più in forma che c'era. Ok, se è il periodo più in forma che c'è, utilizzi sempre a Milik e fammi uscire o a Insigne o a Mertens e me lo sposti e mi fai uguale a Milik, gli dai più minuti, gli dai. Invece no, perché si è fissato in coppa a queste cose, sempre gli stessi, quindi per me potremmo tenere pure una rosa ampia. Per me voglio, giocano sempre gli stessi, giocano sempre gli stessi. Poi a mercoledì, aspettate un attimo, se in banchina è normale, tenessimo, è un Benzema, è un Chillato, beh, chi li cambia, però se ci fai caso poi dopo, con questi nomi qua, giocheranno sempre gli stessi. Non è che fanno un ampio turnover per far riposare. Non so se sono stato chiaro su questa cosa. Ditemi voi se sto sbagliando su questa riflessione, se non sto sbagliando, dicetemi voi. Ah, Madonna mia, allora veniamo un po', in Napoli non vincerà niente, vabbè, ha detto sto Kevin, vabbè, ok. Ciao ragazzi, allora Pasquale 10 ti piacerebbe Immobile a Napoli? Sinceramente io me lo vedrei, sì, ma in questi casi, Immobile a Napoli, sì e no, però ci vorrebbe uno già, ti faccio un esempio, tipo Ibrahimovic a Napoli, che giustamente chi lo all'annanza e quindi, sapete, va a fare direttamente perché Ibrahimovic là si viene a Napoli diciamo lo scudetto con Ibrahimovic, di chi? Quello è uomo di scudetto, Ibrahimovic, fidatevi. Carlo Buonanno, Carlo non ho capito con chi ce l'hai, sparati, fammi capire. Quagliarella a Napoli anche Quagliarella, esatto. Mario ci sta, lui, ciao Mariti. Zito me, non mi fai moderatore, mi fai gli accordi. Io feci il moderatore quando avevo il computer acceso. Ma qualche volta con piccina da volta, perché un po' che si faccia con tu moderatore, se ci riesci. Da me per vincere un campionato ci vuole una rosa forte
e non solo 11 elementi. Roberto Palermo, ciao Roberto. Ci vuole una rosa forte, sono d'accordo, però ci vuole una rosa che tu la fai girare tutta quanta. Se tu ti fissi sempre sugli stessi e fai spompare a quelli che c'hai quando potresti avere un cambio tranquillamente. Mo per esempio a me Giaccherini non piace, no? A me Giaccherini non piace. A me personalmente, a me Giaccherini non mi piace. Ma Giaccherini sta partita qua, no? Visto che Insigne comunque non stiviene pure, come Mertens, mettimi Giaccherino posto suo. Non sarà mai il sostituto, però a questo punto, rotto corrotto, chi è più fresco, sai, non gioca mai, vuole farsi valere. Questo intendo dire. Avete capito che voglio dire? Quindi sfruttalo, invece no, e dai il tuo sangue sempre Insigne in tuo campo. E no, e non è così, non è così. Per me non si ragiona così, non si ragiona così per me. Fare quarto posto quest'anno, voglio parlare per te Domenico, Antonio Ammirante. Addirittura mi fu quarto posto, bravo. Allora, Laura, ciao Laura, non vincere qualche partito, ora, ma avete la squadra più carica dopo marzo. Sì, Laura, questo sì, abbiamo la squadra più carica dopo marzo, questo è anche vero, questo è anche vero. Marco Di Manno, Juve è troppo forte. Vogliamo parlare a Juve, allora molti di loro parlano a Juve. Ma Juve con Benevento ha vinto a Chiecchi 2-1. Sto Benevento ha fatto quasi la stessa partita lo Chievo, ma ha vinto 2-1 in casa vostra. Eh, Perciò alla fine tanto buono, questo ci fa ben sperare, che voi comunque state messi pure voi peggio di noi. Ma non è il calo fisico, è il calo mentale che ormai sta meglio appena. Ed è pure normale. È pure normale. Meno male che sta pausa nazionale, capo? Sta pausa nazionale impegnerà Mertens, no, Amsic pare no. Mertens comunque impegnerà parecchi di loro, perché abbiamo parecchi nazionali, quindi riposo e meno riposo. Antonio Ammirante, ma di cosa vuoi parlare? Raga, non bloccate Antonio Ammirante, fammi vedere cosa vuol dire. Vuole dire questo Antonio Ammirante. Per bloccarti vuol dire che non hai fatto la persona seria. Cosa ne pensi della convocazione di Giorgini? Beh, è uno dei centrocampisti che se lo merita, però sta stanco pure lui, quindi non so se rendo l'idea. Ti scrivo Napoli. Allora, Coneiro com 03, ciao. So che non ci va allora. Davide, come la vedi la partita tra Napoli e Juve? Juve dal 1° dicembre. E come la vedi? Come la vedi? Vedo come come ci vedi? Comunque la Juve è una grande sempre squadra, a prescindere che io ha schifo calcisticamente, però comunque è una grande squadra, noi pure, quindi sarà una bella partita. Magari vincessimo Mendy 5-1, magari. Quando non si può dire niente di male, che subito va.
Andò, vuoi venire al succo? Vuoi venire al succo? Vieni al succo. Salvatore Auriem, a me ti è piaciuto Sepe. E chi le sepe una parata ha fatto? Come faccio a giudicarlo? Quello sepe una parata ha fatto. Come faccio a giudicarlo? Una parata ha fatto, è stato impegnato. Quando stavo fuori ai pali, chi una parata ha fatto? Stu Sepe. Quindi come faccio a giudicare a Sepe che ha fatto una fatente parata così? Tanto per... Quindi a Sepe io lo devo... Che poi Sepe, proprio come sta impostato nei pali, già mi piace. Perché è un giocatore, io basta guardo come tocca la palla e come sta così, io subito dico per me chi l'ha buono e per me chi l'ha sbagliato. Come Ounas, per me Ounas fece un paio di amichevoli, quando li fece, e toccava la palla, dice chi sia forte, infatti sarà... È un giocatore forte, sarà, diventerà. Ho detto che sono tifoso dell'Inter. Ok, quindi per me vuoi fare... Ho detto che sono tifoso dell'Inter, quindi per me vuoi fare quarto posto, e già so. Vediamo un po' chi lo fa il quarto posto, se l'Inter, se lo fa il Napoli. E beh, questo volevi dire. Non c'è problema, però poi quando dite minchiate, quando dite cavolate, e io sto parlando di una cosa seria, uè, ciao Andrea, come va? Non mi è sfuggito di salutarti. E quindi... Billy Foster, il mio 18esimo, no, facciamo 17, Amsic, facciamo 17, Amsic, 18, perché sto 18? Mi piace 18, facciamo 17, Amsic, che a me 17 non porta male, a me 17 è un numero che ci tengo molto, quindi... Ed io dico, allora avevo letto 18esimo, va buono, ok, allora stiamo a posto, hai indovinato il mio numero, per un bel Foggia Napoli. Allora, comunque, ragazzi, ritornando allo stesso discorso di prima, niente, sto Napoli è stanco perché effettivamente, raga, giocano sempre gli stessi, sempre. Giocano sempre gli stessi, Amsic su una decina di partite che se le guarda. Niente, voglio, dobbiamo, sta pausa nazionale secondo me arriva in un periodo ottimo per riposare e poi se ne parla. Quindi volevo salutare Andrea, come va che prima l'ho visto di sfuggire che mi ha salutato, ma non lo so se sta ancora lì, comunque lo saluto. Beh, la Juve oggi si è avvicinata alla Juve di un punto, ha fatto comunque il Benevento ha fatto come si dice, sta partita la vita contro la Juve, è riuscito a contenere, a difendersi, sta cosa qua, e quindi però la Juve ovviamente ha vinto e si è avvicinata sotto di noi, mo sta 30, 31 e 32, sta l'Inter, la Juve e un Napoli primo posto. L'assenza di Gulam pesa. Emanuele, ciao. Allora, l'assenza di Gulam pesa. No, guarda, Mario Rui è entrato nonostante che aveva 3 minuti nelle gambe, solo ufficiali che ha giocato. Per i 65 minuti che ha giocato, per me ha giocato benissimo, già è tanto per come ha giocato, quindi perciò mi dico, ma perché arriva a aspettare
a Gulam che si faceva male. Questo era il mio sempre, oh, perché mi aspetta sempre una roba che mi fa fasciare la capa, a chi mettiamo, a chi non mettiamo. Tutto qua. Però per me il fatto dell'assenza di Gulam è vero che Gulam, scusate, tiene alta la squadra, però mo, con tutta la buona volontà, ehm, pure che ci stia Gulam, la squadra è stanca, non ce la faceva sta alta, non so se rendo l'idea, non ce la faceva sta alta, quindi è inutile che diciamo, io non ho sentito l'assenza di Gulam oggi, io ho visto un Napoli stanco, perché Mario Rui l'ha sostituito una bellezza, l'ha sostituito benissimo, ha fatto quello scambio 1-2 con... quindi per me Mario Rui per la prima volta, per me la prima 3 minuti non li calcolo nemmeno, per me ha giocato benissimo. Ah, Maronna, Maronna. Sebastiano, figli, fagli pigliare i giocatori. Sebastiano, tu sei quel Sebastiano là che parla sempre a sproposito nei miei video, ma sta in diretta, a cerchi fu bravo, perché tengo i buttacessi fuori. Quindi troppo stressante giocare così, si frequenta, sì. Allora allora mi sono confuso con qualcun altro. Allora scusami, purtroppo si mischiano sti nomi, scusami se ho sbagliato. Però c'era un altro Sebastiano, una cosa del genere. Io poi purtroppo senza la foto, giustamente siete irriconoscibili. Quindi bloccano, no. Allora si bloccano le persone solo se sbagliano a parlare con la bocca e basta. Buonasera Tomè, like messo, Rosario, ciao Rosario. 54 in linea, a metà rubentina, indiristi e milanisti, e ti metto like. E ti metto. Se no 28 like, voglio. E che facevi? Almeno 55 in linea. E che facevi? Ora al posto di un Mertens stanco avevamo Pavolotto e o Zapata. Ma sì, ma chi ne si parla? Si parla di Tonia. Buonanotte nonna Tonia. Allora, quello si parla di Vagerit, come vi ho detto prima, si parla di prenderci il nuovo acquisto che abbiamo fatto a chiave inglese su Kiev. Ma come non teniamo a Zapata? Teniamo. Ci avevamo a Zapata, ci abbiamo messo a pigliare chilometri. Ma io non ho idea, vi dico la verità, io non ho idea. Amasic ha giocato 200 minuti in più di Pjanic, che è il centrocampista che ha giocato più della Juve. Al momento, metà campionato, non si deve arrivare a maggio con troppi minuti in più nelle gambe. Giusta osservazione, Laura, giusta osservazione. Forza Napoli, Tony Amsic, ciao Tony. Antonio Ambinano, devo avere la libera parola di parlare. Un tuo moderatore mi ha mandato a fanculo. Allora, per mandarti a fanculo vuol dire che hai sbagliato a parlare, perché i moderatori miei
non mandano al cesso persone così. Però da interista spero la lotta sia Napoli e Inter, la Juve ha già rotto. Basta, mo stavo guardando sto Igualoti in merda, segna sempre, mo è incominciato a segnare, mo segna pure. Ha fatto chi lo gol a cazzo di cane, scusate la parola. Tutto Stuart ha tirato, tutto Stuart ha tirato. Quindi, te lo giuro sulla mia famiglia sto dicendo la verità. Sì, andò, ma allora, Sebastiano, la Juve ha troppi giocatori. Carmine, Costanzo. Comunque la Juve, a proposito della Juve, io non direi al tifoso del Napoli godo, forse godete perché vi siete azzeccati sotto di noi a un punto di distanza sta. Allora sì, ma godo per come giocate. Sinceramente è vero che conta il risultato, e vabbè, ok, ma Varenna come state, come avete l'approccio pure con Benevento, sapete? Non lo so. Io è meglio che come si dice, che il calo fisico l'abbiamo mo. E poi da gennaio, da febbraio da febbraio-marzo, che siamo persi sull'acceleratore e facciamo male. Tutto qua. Che lo so, voglio. Io altri 2 minuti e vi lascio perché domani si va al lavoro. Si va. La parabola di Mimmuccia. Salvatore Auriemma. Anche la parabola è pure contro di Malucci, esatto, bravo. Giusta osservazione, bravo. Giusta osservazione, è una squadra strana. Zito mio a Roma e a faticare mano. Gommista, c'è un contratto di 2 mesi per il gommista e quindi domani sto già questa è la terza settimana. Contratto da 2 mesi, purtroppo che casti contratto, no. Maria che è successo? Ah, devi venire ancora, vieni, come si dice, cagniamo i gommi, cagniamo, ma che te ne fotte? Allora, come allenatore ti voglio vedere, no, io non sono nessuno, io non è che voglio fare l'allenatore, oppure, però io ho fatto un'osservazione che alla fine credo che è agli occhi di tutti, che effettivamente giocano sempre gli stessi giocatori, tutto qua. Nemmeno io stavo stegno, manchi le zone della mia, diciamo le vie della mia zona a Napoli, mi ricordo Duramici via e qua. E no, mi pure ci metto Google Maps e c'è. Quindi Nicolò ha segnato. Io ci vivo ad Ancona, non è che sono di Ancona, non mi scamma la lana con la seta. Attenzione, precisiamo questa cosa. Ah, mannaggia, dove mi cerco?
non te ne frega. Ah, io ci sono nato perciò. Ah, ci sei nato tu ad ancora. Ma ho capito, ho capito. Voglio comunque, niente, il mio pensiero ve l'ho detto. Io vi saluto, vi do la mia buonanotte, perché sto stanco. No, domenica no, o saccio che un li tiene qua, ma io mi muori su, non c'è qualcosa, mi mangi a fare, no? Altri 5 minuti, proprio stento, yeah. Stento. Yeah, nati 5 minuti, proprio perché voi sapete che io voglio bene a quelli che rispettano, attenzione, quelli che rispettano e fanno un ragionamento serio e viceversa. Voi riesco proprio a tenersi a vita in ducessa. Tutto qua. Oggi a mezzogiorno ho visto pure la partita Inter-Torino. Poi è stata pure una bella partita, sapete? Wow, il Toro si è fumato kill gol pure nel secondo tempo, più secondo tempo ho visto. Si è fumato kill gol, però alla fine, vedete, questo pareggio nemmeno abbiamo sfruttato. E questo è sbagliato. Però importante è non perdere. Le partite sono vendute. E poi se vogliamo pensare questo, allora sì che il calcio oggigiorno ormai è tutto un business, questo si sa, però se vorremmo pensare sempre che partite sono tutto quanto venute, allora ma studiare la televisione, non mi guarda niente di calcio più. Non avrei mai pensato che... Ah, allora Laura l'hai vista la parabola, l'hai vista? Perciò dissi, se ti ricordi, ci vuole un filo e voi mi avete detto che filo è. Se vi dicevo filo grande, era finito. Era finito, quindi... Ma sì, ho anche commentato, non ti ho visto. Non ti ho visto, poi tanti commenti. Poi, no, della parabola poi sono passato ad altri video a commentare. Poi andrò a vedere. Allora, dove diamo possibilità a chi sa giocare bene, ma a chi serve esperienza. Anche noi ti vogliamo bene, Mimmuccio. Salvatore Aurelio, Mimmuccio. Dov'è? H. Lorentia. Allora, Raffaele, ciao Domenico, mandami un abbraccio. Ho bisogno del tuo conforto. Sono un uomo distrutto dal dolore che sicuramente Raffaele Salcome, spero che tu stia scherzando su questa cosa, ma spero che tu stai scherzando su questa cosa, Però se è così mi rimani senza parole, boh, non so che dirti. Quindi ti sono vicino sicuramente col cuore, se ti avrei vicino sicuramente un abbraccio, quello è poco ma sicuro. Billy Foster, ma vaffanculo.
stai facendo un gufo, stai facendo, quindi Billy Foster ti fa a squadra tu, poi che squadra ti fai tu, Billy Foster? Niente di meno, non può essere un gufo e un dice, è più gufo che più gufato. Io quanti anni ho? Io ho 40 primavere, 40. Allora, caro Raffaele, ti voglio dire una cosa, ma voglio dire due parole a Raffaele Salcome. Allora, Raffaele, ascoltami, raga, un attimo solo, non scrivete, voglio dire una cosa a Raffaele Salcome. Allora, Raffaele, tu hai scritto delle parole che a me mi hanno colpito molto, giusto al cuore. Beh, io dico che nella vita c'è bisogno sempre di aggrapparsi a qualcosa, a una speranza. Mai perdere la speranza, perché una volta che si è persa la speranza, caro Raffaele, si è finito di vivere. A volte noi esseri umani, per andare avanti, si aggrappano a delle piccole speranze. E tu aggrappati sempre a delle piccole speranze, perché a volte la speranza, a parte che aiuta a vivere, però come c'è la speranza, c'è pure il Signore, esistono pure i miracoli. Non so se sono stato chiaro, quindi non perdere mai la speranza, e non mollare mai, perché chi molla ha già perso in partenza. Chi molla ha già perso in partenza. Quindi, caro Raffaele, veramente ti abbraccio con tutto il cuore. E, e pensa una cosa, butta la filosofia, pensa pure alla gente che comunque per stare meglio tu, pensa a gente che soffrono, si sono rialzati, nonostante che ce l'hanno ancora queste brutte cose, quelle che siano, però la prendono, prendi forza da loro, che se ti voglio dire? Questo voglio dirti il messaggio, non so se mi so spiegare bene, però è questo il mio messaggio che voglio dirti. Spero che io col cuore ti sono vicino. Purtroppo anche non io direttamente, ma indirettamente, c'è una situazione simile, una cosa, però la speranza non deve mai morire, non da mai morire, mai, non da mai morire. La speranza non deve mai morire, ragazzi, mai, ricordatevi. Guardiola che fa... Allora, dove leggi i suoi messaggi sopra. Allora, aspettate qua giù. Fatemi un attimo un caffè, come mio figlio vedi i tuoi video. Come Raffaele, aspetta un attimo, porca puttana. Raffaele secondo me, mio figlio vedeva i tuoi video.
Allora, Raffaele, ascoltami. Io guarda, io non so nemmeno cosa dirti. Purtroppo da quello che ho letto, ho immaginato un po' la situazione. Ma voglio sempre sperare, ecco, vedi la speranza, che hai sbagliato a scrivere. Sorrideva, sto fatto sorrideva, ma hai sbagliato a scrivere, Raffaele. Raffaele, però ti prego rispondimi che dopo voglio solo parlare per questa cosa qua. Allora, raga, aspettate, è una cosa molto seria, questa cosa qua. Porca troia. Porca puttana. Allora, Raffaele, mi hai, mi hai, mi hai tolto, mi hai tolto la parola, porca puttana. E io mi ricordo che tu mi dicevi che tuo figlio sorrideva quando vedeva me nei miei video. Mi ricordo di te. E beh, Raffaele, guarda, mm, la prima cosa ti voglio fare le mie condoglianze, però niente, ogni parola secondo me è superfluo, ciò che dico eh, ciò che dico non serve a niente, perché non tengo parola. Mm, non tengo proprio parola, Raffaele. Veramente non. Raffaele, quanti anni teneva? Aspetta, tuo figlio, mi sono dimenticato qua- quando aveva. Ma Raffaele, mamma mia. La vita è una merda, voglio. La vita è una merda. Un Padre eterno, guardate, il voto non mi descrive il peccato. Un Padre eterno a volte rimane a gente in merda qua a fare schifezze e roba varia. E SVI e quest'anima innocente, persone che hanno sempre fatto del bene nella vita. Niente, a noi chi siamo che qua faccio la terra, voglio. Non siamo niente. Perciò credo che dici, ma la cattiveria la luce la portiamo, la luce la portiamo.
Scusate l'emozione, ma mm, Raffaele, mando un bacione forte forte a te, a tua moglie, e poi un bacione più forte ancora a tuo figlio. In modo alla sicuro, spero che mi sta guardando e almeno sorride pure da lassù, così almeno so che faccio sorridere pure a qualcun altro lì sopra. Purtroppo Raffaele non c'ho parole, ma mi hai detto una cosa brutta, una cosa che niente, è meglio che la chiudiamo qua sta cosa. Raga, ma vi saluto, dai. Mm, Chiudo la diretta, a parte che già la dovevo chiudere, poi sentendo pure l'amico l'amico Raffaele. Raffaele, se ti trovi in zona, spero vivamente, credimi, te lo dico col cuore. Se ti trovi in zona, che stai in zona d'Ancona, contattami su Facebook. Io ti dissi pure attraverso una live, contattami con il tuo contatto, così almeno volevo fare la diretta di primo mattino, perché tu mi dicesti che tuo figlio a quest'ora dormiva. E seguendomi lui sorrideva, sta cosa mi ricordo. Però ti cerco un favore, Raffaele, tu se trovi in zona oppure pure se stai a 50 km a casa, contattami in privato, scrivimi, sono il papà, sono la persona che quando riguarda tuo figlio, che non mi ricordo il nome, scrivimi in privato, ci mettiamo d'accordo e ti vengo a trovare, con vero piacere. Te lo dico veramente con tutto il cuore, perché mi è fatta male sta cosa. Mm, Mi brucia dentro sta cosa, perché a me mi seguivano tanti bambini, mi seguono tanti bambini. Poi mi ha detto sta cosa qua di un bambino pure che sorrideva. Ah, mamma mia, la vita è una merda, voglio, la vita è una merda, ma la vita è una merda. Raffaele, io ti mando un bacio, ti mando un bacio forte forte, ti abbraccio a te e a tua moglie e quando vai al cimitero dai un bacetto a tuo figlio. Quindi, niente, voglio vi saluto, dai. Ciao, voglio questa... Grazie della compagnia. E niente, mi dispiace che l'ho chiusa così, questa diretta, moscia, però era meglio che non le leggevo determinate cose. Voglio buonanotte a tutti e grazie della compagnia. Ciao, voglio buonanotte e forza Napoli.